Ah, siamo con Roberto De Angelis al termine della partita persa dal suo De Angelis contro un'Italia, siete passati in vantaggio e nei primi 5-10 minuti di partita avete giocato un ottimo calciotto. Avete subito il gol su rigore e poi loro si sono molto ben chiusi dietro, hanno Sì. trovato con Flores Holmes 4 gol, uno più bello dell'altro, e non siete riusciti a trovare i varchi per poter accorciare le distanze. Sinceramente hanno fatto una gran bella partita, gli vanno fatti i complimenti, io sono il primo a dirlo, senza nulla da togliere ai miei che non siamo riusciti a trovare il gol. Anche se da buon terzino, anche se l'odio è un amico, stasera si era giocato, devo dire a Romana proprio, due calcioni non gli levava nessuno, cioè sono giocatori lui, Flores e non gli puoi da un metro. Non l'abbiamo capito dentro al campo e è giusto così. Se non riesci a vincere queste partite è giusto che vai a fare i play-out. Senti, visto sembrando un calo di tensione quasi della tua squadra, soprattutto nel secondo No, no, tempo. no, no, calo tensione, loro sono messi bene in campo, e noi stavamo con la difesa a 2, abbiamo provato a metterla a 3, siamo ripassati a 2, loro hanno fatto sull'1-1, hanno fatto due ripartenze, due errori nostri clamorosi, cioè non abbiamo fatto in tutti e due i casi la fase difensiva, che questo gioco è importantissima, lì si trovano tu per tu col portiere, poi trovi pure bravi giocatori e giusto così, Quindi ti dicevo, puliscono. se dovessi cambiare qualcosa nella prossima partita, che sarà ben più importante probabilmente di questa, cosa cambieresti della squadra rispetto a quella di Sinceramente stasera? questa sera sono molto amareggiato perché avevo chiesto di dare tanto ai ragazzi e di vincere questa partita e chiudere il campionato, così non ci siamo riusciti, vediamo un pochino, c'è da migliorare tanto anche se purtroppo questa squadra l'ho presa tardi in mano, c'è da migliorare tanto in fase difensiva, non riusciamo a marcare a uomo, ripeto, senza rimproverare niente ai miei difensori perché poi quando becchi quello più bravo davanti, stasera Messi ha fatto due gol, perciò se trovi quello bravo che gli fai? Gli spari? Gli puoi sparare? Ultima, l'accoppiamento dice che andrete a giocare il play-out contro il Mr. Jeff. Che partita ti aspetti e che avversario ti aspetti di trovare? Un derby non va giocato, va vinto. Uno il campionato l'hanno vinto loro, uno abbiamo vinto noi 6-2. Loro sono una buona squadra, bisogna entrare con la testa giusta per vincere queste partite. Sono andate e ritorno, giusto, no? Perciò la partita andata e ritorno te la devi giocare col cervello, con tanto di cervello. Attenzione a munizioni, espulsioni, ci sono i giocatori poco contati perché ci sono i giocatori che devono fare le presenze per giocare queste partite. Vediamo, ce la metteremo tutta, poi se ci riusciamo siamo bravi, rimaniamo in Serie A, abbiamo fatto una bella esperienza. Se andiamo giù è tanto d'amarezza. Abbiamo subito, questo lo posso dire proprio alla luce del giorno, abbiamo subito non so quanti torti arbitrali. Forse questa sera neanche tante, anche se tanta ostilità da parte dell'arbitraggio. Del tipo so solo io senza nessuno, va bene così. Però tipo contro Venere e Bichini ci buttano fuori il portiere, vinciamo 2-0, poi 3-2 per loro. Te ne dico solo qualcuno. Partite precedenti vedo buttare fuori i giocatori e rimetterli in campo. Dallo stesso arbitro che ci butta fuori il portiere Venere e Bichini, solo questo ti dice che sono 6 punti. Contro il Giannicolo, questo dico proprio a propria aperta, 5 minuti di recupero, fanno 2 gol su 2 falli. Cioè, assurdo. Ti ho detto 9 punti con 3 episodi. Cioè, magari De Angelis già era salvo da solo, oppure meritava qualcosa di più, perché poi quando vogliamo sappiamo fare anche il nostro, però prendiamo atto di questo e andiamo avanti. Ci proviamo fino alla fine.